Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Torniamo ad occuparci della carenza idrica a Rende. Interi quartieri sono ancora senza acqua. Sentiamo Anna Franchino. Rogges, Villaggio Europa ed Arcavacata sono le zone di Rende dove da 4 giorni i residenti lamentano la mancanza di acqua all'interno delle loro abitazioni. Da giorni il nostro centralino squilla incessantemente, raccogliamo l'esasperazione di famiglie ma anche esercizi commerciali che sono costretti a fronteggiare una situazione davvero drammatica. Il comune di Rende, interpellato dai cittadini scontenti ed arrabbiati, passa la patata bollente a Sorical e acque potabili, anche se dai nostri studi l'assessore all'ambiente Ziccarelli aveva annunciato l'aumento dell'erogazione di 20 litri al secondo, un incremento che evidentemente non basta a sanare le criticità registrate in diversi quartieri. La Sorical invece ha sempre parlato di problema cronico, acuito negli ultimi tempi e che determina una riduzione della portata idrica con conseguenti problemi nella distribuzione nei territori. La mancanza del prezioso liquido sta gettando nella disperazione i cittadini rendesi, costretti a far fronte ai disagi ancora più gravi laddove ci sono bambini ed anziani. Carenza idrica che molto spesso mette a rischio anche le condizioni igienico-sanitarie delle zone più colpite. Quello che chiedono è dare certezza sugli orari di fornitura e prendere provvedimenti per equilibrare i flussi fra quartieri e quartieri. Infatti alcune zone come Commenda rappresentano un'isola felice e non hanno mai sofferto la grande sete. Alcuni telespettatori hanno provato a chiedere spiegazioni anche ad Acque Potabili e ci hanno riferito di aver incontrato difficoltà a ricevere risposte esaudienti. Ci abbiamo provato anche noi ed ecco com'è andata. Siete in linea con la società Acque Potabili Servizi Idrici Integrati. Per parlare con la direzione, premere 1. Per parlare con l'ufficio tecnico, premere 2. Per parlare con il tecnico addetto alle reti idriche dei comuni di Rende e Castrolibero, premere 1. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.